Ciao a tutti cari amici di Matto Scacco, ben trovati in una nuova partita molto interessante e recentemente giocata alla FIDE World Cup, torneo eliminazione diretta che si sta giocando in questi giorni in Azerbaijan. Con il bianco abbiamo un grande maestro prossimo ai 2600 punti e utilizzo questo termine non per mancanza di rispetto, però uno sconosciuto grande maestro indiano di nome Harsha. Ok, perché utilizzo questo termine sconosciuto? Non per mancanza di rispetto, ma perché è un giocatore che ancora non si è messo in mostra magari in tornei europei. Personalmente non lo conoscevo. L'India attualmente è la nazione dove si stanno creando molti più grandi maestri rispetto a tutte le altre del mondo. Recentemente alcuni giocatori che sono andati in giro per tornei in Spagna, ma anche in Portogallo e in Italia, con 1600 punti sono riusciti a mettere anche in fila diversi professionisti. Quindi è una nazione dove chi diciamo va a giocare fuori, chi esce dall'India per andare a giocare in Europa probabilmente perché ha già una formazione scacchistica abbastanza completa. Il suo avversario con i pezzi neri, un grande maestro georgiano, lui molto conosciuto, almeno personalmente, e ho visto diverse sue partite, di nome Pazzulaia. La partita inizia così: D4 G6, C4 alfiere G7 e 4. Fantastico. Una nuova apertura, una nuova partita moderna dove il nero gioca mosse di attesa per cercare di capire un po' la strategia del bianco. Pedone D6, cavallo C3, dunque C5. In questa posizione c'è da dire che è una mossa che potrebbe catturare l'attenzione di parecchi, ma non è da escludere, anche a me catturerebbe l'attenzione. Questa cattura sembra essere forte, ma in realtà il seguito forte è che se dopo la cattura io ti cambio le donne. Ok, qui dico il bianco ha un gioco più facile, il bianco probabilmente sta già meglio. In realtà questa spinta in C5 ha un'idea ben nascosta. È vero che tu mi puoi catturare, però la mia idea non è tanto quella di riprendere subito il pedone con il mio pedone giocando una posizione forse incerta, ma approfittare dell'apertura di questa diagonale attraverso mosse particolari. Ne propongo qualcuna. Una potrebbe essere anche questa veramente strana cattura in C3. Dopo la ripresa riprendo. È vero che il nero resta con il re al centro e qui subito qualcuno a dire: ok, beh, è rimasto senza l'arrocco, sto meglio, ho vinto. No. In assenza delle donne, un re al centro, anzi vi dico che è quasi sempre qualcosa di positivo. Quindi dopo questa semplificazione, questa posizione si porta verso un finale dove il nero ha qualcosina in più. Il bianco deve fare, chiaramente, deve dare un ruolo alla sua coppia degli alfieri per prendere spazio e cercare poi di espandersi. Partita molto incerta, molto equilibrata. L'altra idea potrebbe essere portare la donna qui, che da una parte minaccia il punto C5, dall'altra minaccia la cattura in C3. Quindi sono dei temi che tendono a ripetersi e sono delle mosse che chiaramente il giocatore con il nero, che in questo momento ha giocato C5, ha ben chiaro. D5 per il bianco, cambio in C3, pedone per C3. E su questa mossa vi devo dire qualcosa, perché l'alfiere di fianchetto è sempre il pezzo migliore. Se lo diamo dobbiamo avere qualcosa di concreto, quindi questa scelta di dare il proprio alfiere sul pedone C3 è stato qualcosa di molto impegnativo. Mi sembra veramente strano dare questo alfiere. La giustificazione è data dal fatto che abbiamo rovinato per sempre la struttura pedonale. In questi casi il giocatore con il bianco, che ha una struttura pedonale più brutta, alla coppia degli alfieri in gioco, non deve fare altro che iniziare a costruire un tema tattico e non si tira indietro. Dall'altra parte il nero invece vuole cercare di chiudere la posizione quanto prima. E5, la mossa giocata, alfiere di 3, cavallo di 7 e dopo F4 donna F6. Idea molto, molto interessante, mi piace questa mossa perché su una forse spontanea cattura, semplicemente cavallo per, blocca tutto sulle case nere. Se blocchiamo sulle case nere questo alfiere bianco soffre, non ha tanto spazio e di conseguenza la struttura pedonale è migliore per il nero, quindi non si può semplificare. Cavallo 2, donna a scacco, cerco di fare spingere dei pedoni per poi raggiungere questa posizione. Il nero continua a essere un giocatore molto creativo perché cerca di posticipare l'arrocco portando pedoni in avanti. Il bianco non si tira indietro, a questo punto dice: ok, tu mi vuoi attaccare, stai perdendo tempo, non mi faccio intimorire e ti attacco io.
quindi questo pedone in F5 in realtà fa paura. Semplificazione, pedone riprende, pedone F6. Il nero continua a rafforzare la sua posizione cercando di mantenere fissa, bloccata la struttura pedonale avversaria. Re H1, donna G7, cavallo G1 e adesso dopo cavallo E7, cavallo F3. La partita continua, donna G4, giocatore creativo il nero, tutti i giocatori georgiani, forse il più famoso si chiama Jobava, e sono giocatori molto creativi, gli piace manovrare, ma gli piace manovrare fuori dagli schemi. Una mossa come donna G4 con il re ancora al centro chiaramente fa intuire che quanto detto corrisponda a verità. Il pedone H potrebbe essere pronto per andare in avanti e dall'altra parte, chissà, vogliamo anche prendere di mira questo pedone F5. Alfiere 2, donna per F5, il parziale dice abbiamo un pedone in più. Il nero ha un pedone in più, però cosa abbiamo in cambio? Qual è il compenso? Cavallo G5, attacco la donna che si sposta, cavallo E6, guardate, è vero che è un pedone in più, però questo cavallo E6 vale parecchio. Al di là della possibile minaccia di doppio in C7, è un pezzo veramente forte. Alfiere D3, E4, cavallo scacco intermedia, il re si sposta, mi mangio la torre, tu mi rimangi e a questo punto alfiere 2. Il parziale dice qualità in più per il bianco e quindi il bianco qui ha sicuramente una posizione più comoda, facendo attenzione a un tutto per tutto, a un gioco creativo, dinamico che cercherà il nero. Alfiere H3, torre G1, dopo cavallo B6 la partita continua in questo modo. Chi è che sta meglio? Ok, risposta non facile perché perché la posizione è ancora chiusa. Se la posizione fosse aperta vi direi il bianco sta meglio. E allora il bianco ha la necessità di aprire questa posizione. E l'unico modo che può farlo, visto che lì al centro non riesce, è cercare di farlo sul lato di donna. Dunque dopo re C7 la donna si posiziona in B3 e dopo cavallo C8 si porta in avanti il pedone A. Il pedone A vuole semplicemente andare in A5, attaccare il cavallo si sposta, entra in B7, ci stringiamo la mano, la partita si conclude perché l'iniziativa è tanta ed è forte e allora al nero non resta altro che complicare. Alfiere G4, cambio, donna riprende, A5, adesso non c'è più modo di rientrare indietro. Raggiunta questa posizione i pezzi del bianco sono entrati. Il bianco ha una donna fortissima qui, un tema di semplificazione con alfiere per D6, anche con donna C6 prima, chissà. Comunque in questa posizione il nero disperato deve cercare di complicare il gioco il più possibile. Ci prova con E3, piccola minaccia, tu mi catturi perché sei un giocatore frettoloso, io do scacco e a quel punto recupero l'alfiere. Non stiamo vedendo una partita di giocatori frettolosi, ma di professionisti che hanno questa possibilità di giocare questo torneo incredibile e quindi danno il massimo di se stessi. Sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale? Vienici a trovare su mattoscacco.com, scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo. La partita prosegue, il pedone è superstite, è pronto a creare nuove minacce, però bloccato 3 volte non resta altro che eliminarlo. Eliminato questo pedone si intuisce che il nero non ha abbastanza compenso e quindi dopo donna F7 in realtà la partita si conclude, c'è una minaccia di matto sfruttando l'inchiodatura del cavallo in F6, alfiere per F6 altrettanto vincente, quindi in questa posizione direi che il giocatore che prima ho definito sconosciuto, Harsha, grande maestro indiano, si sta facendo conoscere, quindi tra poco magari sarà una delle sorprese di questo fortissimo torneo. Rivediamo la partita. 3 pedoni al centro per il bianco, C5 cerca di deviare, D5 e dopo alfiere per C3 si imposta uno schema dove il bianco ha un controllo forte al centro e il nero deve cercare di dare fastidio sulle case nere. La partita continua appunto in questo modo, pedone per F5, riprendo, F6 giocata, re H1 e la posizione prosegue verso questo binario. Il nero ha catturato un pedone, che lo abbia catturato con superficialità non credo, però immagino che sia giunta alla conclusione che qualcosa dovrà fare. Quindi ha permesso il salto in E6 che di conseguenza porta al doppio in C7 e con la qualità in meno ha deciso di impostare la sua partita. Apertura direi un po' dubbia, senz'altro creativa
e onore al bianco che è riuscito a confutare la sua apertura, ma come vedete è stata una partita prevalentemente a senso unico. È vero che qui ci possono essere degli ingressi, però questi ingressi saranno neutralizzati dalla torre che si sposta in G2. La partita continua in questo modo fin quando, eliminato il pedone E, l'ultimo baluardo del controgioco del nero, non resta altro che entrare con la donna. E dopo donna F7, la posizione finale dice giocatore con il bianco vince confutando l'apertura del nero, e questa ha creato una bellissima partita. Spero che vi sia piaciuta, l'appuntamento è di nuovo qui su Matto Scacco. A presto, ciao a tutti!